Veneto oggi sono quasi 2000 i positivi e 13 i morti. Tiene il sistema ospedaliero, ma c'è forte preoccupazione soprattutto nel settore del turismo che puntava al Natale. 45enne incinta di 5 mesi e non vaccinata, trasferita all'ospedale di Verona, respira grazie ad una macchina che permette l'ossigenazione extracorporea. All'appello dell'infettivologo, le donne in gravidanza devono vaccinarsi. Incredibile tragedia a Minerve, nel veronese, furgone prende fuoco, l'autista per salvarsi si lancia fuori ma viene travolto e ucciso da un'auto. Resta alta la tensione tra gli imprenditori nella Mogliano bersagliata dai banditi delle ville, nuove iscrizioni nelle chat di controllo del vicinato, si chiede aiuto anche ai commercianti. Lavoratori e pensionati stamani in piazza Mestre per la manifestazione regionale dei sindacati, obiettivo chiedere al governo di cambiare la legge di bilancio. Associazioni di Voga e Vela riunite stamani a Venezia per manifestare contro il motondoso, un centinaio di imbarcazioni tipiche in bacino di San Marco tra fischietti, cori e striscioni. La Coppa degli Europei di calcio arriva in Veneto, verrà esposta nella loggia del Capitaniato di Vicenza dal 26 al 28 di novembre. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora l'andamento della pandemia, perché oggi c'è da registrare un nuovo boom di contagi in Veneto. Sono quasi 2000 i positivi e 13 i morti. Tiene il sistema ospedaliero, ma c'è una forte preoccupazione soprattutto nel settore del turismo, che puntava sulla ripartenza dei viaggi, delle vacanze e dei consumi in vista del Natale. 1928 nuovi positivi e 13 morti nelle ultime 24 ore. L'ultimo bollettino regionale sul Covid riporta il Veneto ai tempi bui dell'autunno scorso. Superato il tetto dei 400 contagi in un giorno a Padova, 451 e Treviso, 445, sopra i 300 anche Venezia e Vicenza. Tiene il sistema ospedaliero, che registra però un aumento di 5 ricoveri in terapia intensiva, 69 le persone in rianimazione per il Covid. La buona notizia è che dall'annuncio dell'apertura della prenotazione per le terze dosi agli over 40 c'è stato un boom con oltre 106.000 persone che si sono iscritte alla piattaforma regionale. La prossima settimana ci sarà l'incontro con le regioni ed il governo sta valutando quali misure aggiuntive prendere per contenere i contagi e tutelare la salute dei cittadini come l'economia del paese. Interverremo probabilmente in settimana con un nuovo decreto all'interno del quale verificheremo lo stato epidemiologico del nostro paese. Il nostro compito è mettere in sicurezza il Natale e il turismo invernale, che è una grande fonte di ricchezza per tante aree anche del Veneto. Vogliamo che rimanga aperto il nostro paese, le scuole in particolare, e poi chiaramente tutta la questione degli acquisti di Natale, che sono una parte molto importante per l'attività commerciale. A pochi giorni dall'avvio della stagione invernale, nell'intero comparto turistico c'è preoccupazione. Un'indagine effettuata da Confturismo sulla propensione degli italiani a viaggiare e sulle prenotazioni dimostra come la stagione invernale, che fino a 20 giorni fa si pensava avrebbe archiviato la crisi, si preannunci invece ancora molto incerta. Erano 35 milioni le partenze che programmavano gli italiani solo un mese fa, 10 milioni per il Ponte dell'Immacolata, 12 per Natale, 13 per Capodanno. Oggi siamo a 15 giorni dalla Immacolata e a 30 da Natale, e di queste prenotazioni ne mancano ancora 11 milioni, mentre le disdette arrivate su prenotazioni già fatte ammontano a 2,5 milioni. E purtroppo l'effetto freezer che le notizie dell'aumento dei contagi fanno avere. I timori sono soprattutto per la montagna. Il Veneto stesso rischia il giallo, per quel che riguarda appunto l'Alto Adige ventilano addirittura l'arancione se non il rosso, e questo chiaramente non ci fa ben sperare. L'appello è quello: vacciniamoci, vaccinatevi tutti. Io sto andando a fare la terza dose fra pochi giorni e auspico che tutti la facciano. Ed un appello ad accelerare sulla vaccinazione, ma anche sulle misure anticontagio che un po' si sono allentate, viene dal direttore dell'ULSS 2. Mi auguro un'accelerazione sulla terza dose e dopo che passi questo messaggio importante di continuare a usare le mascherine quando siamo all'aperto, in assembramento vicino agli altri e comunque nei luoghi chiusi, perché questo è l'unico modo, insieme al vaccino, di salvaguardarci. Ed una donna di 45 anni, incinta di 5 mesi, di Trieste, non vaccinata, è stata trasferita all'ospedale di Verona, respira solo grazie al sistema ECMO che permette la circolazione extracorporea. All'appello dell'infettivologo, le donne in gravidanza devono vaccinarsi.
Respira grazie a una sorta di polmone artificiale la 45enne triestina affetta dal Covid, incinta di oltre 5 mesi e non vaccinata, trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Catinara ad uno speciale reparto dell'ospedale Borgo Trento a Verona. Il supporto che la tiene in vita si chiama ECMO, permette di sostituire la funzione di polmoni e cuore mantenendoli a riposo durante il loro recupero. È un'extra circolazione extracorporea in cui il sangue del paziente viene ossigenato appunto da questo sistema. Sono soggetti che sono sia intubati, quindi ventilati meccanicamente, ma ricevono ossigeno anche attraverso il sangue. La situazione viene definita tragica da Enrico Polati, direttore dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'azienda ospedaliera di Verona. Il tentativo di salvare donne gravide grazie a questa apparecchiatura era già stato fatto, ma mai su una paziente affetta dal Covid. I medici si stanno prodigando anche nello sforzo di salvare il nascituro, che però a causa della scarsa ossigenazione potrebbe riportare problemi di natura cerebrale. Il contagio della donna è avvenuto proprio in ambiente familiare e il mancato ricorso al vaccino ha determinato il forte aggravamento della malattia. Nell'ambito della popolazione fragile ci sono anche le donne gravide, quindi in caso di stato di gravidanza il vaccino non è una controindicazione, assolutamente è un'indicazione in più, perché le donne gravide corrono un rischio maggiore rispetto alle donne della stessa età non in stato di gravidanza, un rischio maggiore di Covid e soprattutto di Covid severo, come questo triste episodio ci insegna. Per incentivare la vaccinazione sono stati organizzati in provincia di Treviso dei Vax Day ad ingresso libero ed oggi a Fonte, uno dei comuni con il più basso numero di vaccinati, c'è stata una folla appunto per ricevere soprattutto terze dosi. Vediamo. Penso sia doveroso farlo e averlo fatto anche qui di fronte alla mia gente, quindi sono veramente contento e sono anche soddisfatto dell'andamento di questa mattinata. Ecco. Il messaggio è vaccinatevi. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi per 3 volte. Il messaggio, più che con le parole, il sindaco di Fonte lo lancia con i fatti. 71 anni, Luigi Ceccato, atteso il suo turno per avere la terza dose. A somministrargliela il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che per tutta la mattina ha accolto pazienti e fugato dubbi all'interno del municipio del paese. Con lui medici e operatori in un Vax Day dai grandi numeri. Oltre 200 le persone immunizzate e gestite con il supporto dei volontari di Fonte Viva, realtà nata proprio con il Covid per sostenere la popolazione. Da questa mattina ci sono state veramente una grossissima affluenza di persone, non solo del nostro comune ma anche dei comuni qui attorno. Territorio quello pedemontano che resta tra i meno vaccinati in Veneto e certamente della Marca. Qui a Fonte il tasso di adesione è inferiore di quasi 10 punti percentuali rispetto alla media provinciale. Speriamo che con gli interventi di vaccinazione di questa mattina tiriamo sulla media rispetto all'ULSS 2 e alla nostra provincia, insomma anche per Fonte che si rialzi un po'. In fila tanti anziani in attesa della terza dose, ma anche chi, come Alessandro, 32 anni, ha deciso di superare le perplessità iniziali. La prima dose ho fatto, non è una cosa fatta per finta o le persone muoiono sul serio. C'è un residuo di diffidenza sicuramente radicato sul territorio, però si può vedere che in realtà la gente tende a tutelare la propria salute e la salute pubblica. Io sì, per me, poi gli altri fanno come vogliono. Ecco qua, per la terza dose. Quindi soddisfatto? Sì, tutto bene, grazie. Spero che stanno qui a ora, non che sia tutto sto carrotto. E continuano anche le manifestazioni dei No Green Pass. Vediamo com'è andata la prima parte della manifestazione organizzata oggi a Padova.
Il corteo nel pomeriggio, la nuova piazza della protesta no Green Pass diventa il portello, da dove ha preso il via poco dopo le 13 il giro lungo i canali della città sul Sant'Agostino. Una cinquantina le persone, molti bambini, che si sono godute il pomeriggio di novembre vedendo la città di Padova da un'altra prospettiva. Un cartello si alza tra quanti siedono, mascherine indossate, qualche attimo di discussione al momento dell'imbarco per uno degli aderenti al movimento che, certificato alla mano, chiede di salire senza mascherina. Se tu non usi la mascherina non puoi salire. Beh, allora devi chiamare la polizia e devo avere un... Mi dispiace, ma io ho avuto l'invito da parte delle forze dell'ordine di far salire solo chi ha la mascherina o bambini sotto una certa soglia d'età. Esatto. Ben arrivato, benvenuto a bordo, signori, buongiorno. Buongiorno signora, benvenuta a bordo. A dare indicazioni precise gli agenti della questura che avevano compiuto un sopralluogo prima dell'arrivo dei manifestanti. Dal portello alle porte contarine, da qui poi il trasferimento in piazza Garibaldi, da dove si è snodato il corteo con centinaia di partecipanti che dopo circa un'ora e mezza di percorso è tornato al portello per i comizi finali, con il pensiero già alle iniziative in cantiere per la prossima settimana. La cronaca ora resta alta, la tensione a Mogliano, bersagliata dai ladri che sono stati protagonisti di numerosi assalti nelle ville della zona. Fino a metà Capannoni qua arriva le telecamere fino a dietro e tutta davanti alla casa. Quindi siete assolutamente coperti? Sì. Oddio, li sento le calcagne perché anche qua l'altra sera hanno tentato sulla villa qua vicino. I nonni di Matteo, anziani, fondatori della storica macelleria Michelan, vivono soli in questa villa in aperta campagna da 55 anni. Maria racconta che pochi giorni fa sono state viste 3 persone aggirarsi nella notte. Anche loro sono una famiglia di imprenditori. Matteo, il nipote, aiuta insieme al papà e agli zii, sono tutti iscritti al gruppo di controllo di vicinato di Zerman. Tutti connessi tra di loro e con i gruppi di controllo e le forze di polizia. Hanno telecamere e non solo. Noi non abbiamo chiuso niente perché avendo tanti ettari di terra, come faccio, hai capito, a chiudermi? Abbiamo il notturno che vengono per di qua a darmi una controllata. C'è le camere, potrei dire anch'io che ho qualcos'altro, come ha detto Monti. Magari non lo dico, ma hai capito, però non è detto, ti metti con loro che loro non hanno niente da perdere. Valerio, che invece risiede in piazza Zerman, racconta di un colpo vicino alla tabaccheria a pochi metri da casa sua. Da loro ci accompagna Bruno Cilotto, presidente di quartiere del gruppo di controllo di vicinato di Zerman. Dopo le ultime notizie, alcuni imprenditori si sono iscritti al gruppo. Ci saranno almeno il 30% di imprenditori e questo fa piacere perché a Zerman siamo un paese piccolo ma unito e tutti si danno da fare, solo che certo che adesso in questo momento stiamo vivendo una situazione drammatica e pericolosa perché questa gente, come dicevo prima, praticamente è armata. Sono 12 le linee di controllo di vicinato in tutta Mogliano e a breve, dopo le ultime novità, se ne aggiungerà una 13ª. Salvatore Bellino, che coordina le reti con i 450 partecipanti, il sindaco e il comandante di polizia locale, sta cercando di mettere in rete tutti i commercianti in un'unica chat. C'è un progetto molto ambizioso che riguarderà il coinvolgimento in rete di tutti i commercianti di Mogliano. Vogliamo realizzarlo attraverso chat e attraverso tutti i canali anche social possibili e immaginabili. L'aiuto dei commercianti può diventare fondamentale. Sicuramente diventerà fondamentale e contiamo sul loro coinvolgimento nel progetto. Ed ora a Mestre, dove questa mattina in piazza Ferretto si è tenuta la manifestazione regionale organizzata da CGIL, CISL e UIL per chiedere al governo delle modifiche alla legge di bilancio.
Grande la partecipazione di lavoratori e pensionati alla manifestazione sindacale regionale unitaria per cambiare la legge di bilancio. Sindacati e lavoratori in mobilitazione chiedono al governo e al Parlamento risposte sui temi delle pensioni, del fisco e dello sviluppo sociale. Il corteo, partito presso il monumento ai marinai di via Pepe a Mestre, è proseguito fino a piazza Ferretto, dove dal palco allestito sono intervenuti i delegati RSU e RLS dei diversi settori produttivi. Hanno preso la parola i segretari generali di UIL e CGIL del Veneto, Roberto Toigo e Cristian Ferrari. Luigi Sbarra, segretario generale della CISL nazionale, ha parlato per ultimo. Dalle varie province del Veneto sono scesi in piazza per convincere il governo ad aprire il confronto per cambiare la manovra di bilancio e modificare la legge Fornero. Le nostre proposte mettono al centro i giovani e le donne. Bisogna contrastare la precarietà perché il lavoro sta tornando un lavoro povero. Bisogna introdurre una pensione contributiva di garanzia perché la legge Fornero condanna un'intera generazione ad andare in pensione da oltre settantenni e con assegni pensionistici da fame. E poi sul piano del fisco quegli 8 miliardi devono andare tutti a lavoro e pensionati. Rilancio degli investimenti, qualità e stabilità del lavoro, maggiori risorse per la scuola, la sanità, la pubblica amministrazione e una visione organica sulla politica industriale per contrastare delocalizzazioni e cessioni di attività. Si fanno illudere che con il PNR si sistema tutto, ma noi siamo un paese che ha 2.700 miliardi di euro di debito e non abbiamo la chiarezza assoluta di come vengono utilizzate queste risorse. Altro tema affrontato con preoccupazione è l'emergenza sanitaria nel mondo del lavoro, tuttora in sofferenza nonostante il significativo rimbalzo del PIL. Assicurare ai cittadini la terza dose e poi chiediamo al governo e al Parlamento di valutare l'opportunità, la necessità di una norma legislativa che assicuri l'obbligo alla vaccinazione. Il Paese non può andare incontro ad una nuova fase di lockdown. Entro 2 mesi, a febbraio al massimo, sarà aperta la quasi totalità della Pedemontana Veneta, lo conferma Luca Zaia di fronte alle richieste del tessuto imprenditoriale regionale. Il 2021 sta per andare in archivio e scatta il conto alla rovescia per l'apertura della quasi totalità della strada Pedemontana Veneta. Lo conferma Luca Zaia di fronte alle istanze del tessuto imprenditoriale veneto, che chiede di poter affrontare le sfide del futuro con una dotazione infrastrutturale di grande spessore. Noi ne abbiamo fatto una bandiera del tema dell'infrastrutturale, prova ne sia che per fine anno, inizio anno, insomma sarà gennaio, febbraio, adesso il Covid cambia spesso i nostri cronoprogrammi, però è pur vero che la Pedemontana Veneta la completiamo, la stiamo completando. La Pedemontana, ribattezzata la Superstrada dei Veneti, unisce 2 aree di enorme importanza dal punto di vista produttivo, mettendo in rete il comparto berico con l'area bassanese e con la Marca. Ma la ricaduta sul territorio di questa infrastruttura arriverà molto più lontano. Questa spina dorsale dalla quale poi questo effetto pettine dal quale poi si articolano anche le altre viabilità. Ad esempio rispetto alla Pedemontana e a questo territorio in particolar modo un'industria Veneto Centro rappresenta Treviso, che è ben servita dalla Pedemontana, ma poi c'è la parte padovana sulla quale noi stiamo progettando rispetto appunto ai collegamenti con la città e i collegamenti con il resto del padovano. A conti fatti, fra poche settimane mancheranno solo gli innesti sulla A4 a Montecchio e sulla A27 a Spresiano, con un cronoprogramma che prevede almeno 3 passaggi diversi da qui al 2023. È la più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia. Sono 2 miliardi e 258 milioni di opere, 94 km e mezzo, al quale si aggiungono altri 68 km di opere complementari. Ancora una notizia di cronaca, si è lanciato fuori dal furgone che aveva preso fuoco ma è morto investito da un'auto. È accaduto questa mattina alle 7:40 a Minerbe, nel Veronese, lungo la regionale 10. Vittima un 37enne che viaggiava assieme ad un'altra persona su un furgone che improvvisamente è stato avvolto dalle fiamme che lambivano i piedi dei 2 passeggeri all'interno dell'abitacolo. Entrambi, presi dal panico, si sono lanciati dal veicolo in movimento. Il passeggero è finito
nel fossato riportando varie lesioni, non è in pericolo di vita. Il conducente invece è caduto sulla strada, sulla careggiata dove è stato investito da un'auto ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. E tragedia anche sull'altopiano di Asiago, dove ieri pomeriggio un ragazzo di 21 anni è morto schiacciato da un albero mentre lavorava nel bosco di famiglia. Stava tagliando gli alberi nel bosco di proprietà della famiglia quando è stato travolto da una pianta. Non c'è stato nulla da fare per Andrea Cappellari, morto a 21 anni. La tragedia venerdì pomeriggio in contrada Tessari di Sotto, in zona Valpiana, a Foza. Il corpo del giovane, molto conosciuto in altopiano, è stato ritrovato dai familiari che avevano provato per ore a mettersi in contatto con lui telefonicamente, senza avere risposte. Immediato l'allarme, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 21enne. La notizia ha scosso tutta la comunità. Andrea Cappellari viveva ad Asiago con i genitori, giocava a hockey nella squadra degli Asiago Blackout e lavorava come operaio boschivo per un'azienda di Enego. Il suo decesso ha lasciato tutti senza parole, un dolore enorme anche da parte dei compagni di squadra, i colleghi di lavoro, cordoglio espresso dal sindaco Roberto Rigoni Stern, che ben conosceva il ragazzo e la famiglia. La nostra comunità è scossa in questi giorni per questo evento così tragico. Questo ragazzo ha lasciato un vuoto non soltanto nelle attività sociali e sportive del nostro comune, ma anche alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Era un ragazzo solare, un ragazzo positivo, un ragazzo che partecipava e che condivideva anche i valori della giovinezza e quello che voleva dire appartenere alla nostra comunità. Quindi non posso che esprimere un sentimento di cordoglio nei confronti dei familiari e di chi sta vivendo in questo momento la tragicità di questa gravissima perdita. E lunedì alle 12:30 all'Istituto Superiore di Asiago, su proposta degli studenti, verrà osservato un minuto di silenzio proprio per ricordare Andrea, ex allievo dell'indirizzo agrario. Subito una legge per regolare il traffico acqueo e limitare il moto ondoso a Venezia. Manifestazione questa mattina in Bacino San Marco. Visto che c'è la discussione alla Camera, dovrebbe esserci calendarizzata a breve, sulla nuova legge speciale, di finanziamento della legge speciale, chiediamo di introdurre nell'ambito di questa legge una legge speciale di gestione del traffico acqueo a Venezia. Le società remiere scendono in piazza, anzi in laguna, assieme ad associazioni e privati cittadini per denunciare ancora una volta la piaga del moto ondoso a Venezia. Il bacino di San Marco è occupato per un paio d'ore da veneziani, mestrini, persino stranieri, tutti in barcaremi. Il moto ondoso per cui siamo oggi a protestare è diventato una cosa veramente pericolosa anche per l'incolumità di chi vuole vivere Venezia in barca. Quella di stamattina sul bacino di San Marco è un'istantanea lontanissima dalla cartolina di plastica diffusa a promozione del turismo di massa. Qui parla chi la città la vive e parla di cose serie, del pericolo enorme che sta correndo il patrimonio storico e artistico di Venezia se non si prendono subito seri provvedimenti. Ma ormai il traffico acqueo a Venezia è fuori controllo. Nel 1973 c'erano circa 12.500 imbarcazioni a motore. Attualmente forse siamo oltre gli 80.000, forse 100.000. Dico forse perché non c'è una banca dati che tenga conto di questo. In laguna circolano barche con motori euro sotto zero, cioè nel senso che sono stati fatti prima delle normative europee. Venezia si candida giustamente a capitale mondiale della sostenibilità, ma il racconto dell'esperienza quotidiana di chi vive la laguna in barca descrive una realtà in cui c'è ancora molto lavoro da fare. Le istituzioni devono accogliere con sensibilità le nostre richieste. Abbiamo bisogno di manifestare la nostra tipicità in un ambiente che può ancora accoglierci. In attesa che le istituzioni raccolgano l'appello lanciato ancora una volta da Venezia e anzi proprio per rafforzarlo si è mosso l'ente più di prossimità del territorio, la Municipalità di Venezia. Abbiamo presentato questa settimana una mozione in municipalità affinché il sindaco si faccia portavoce delle richieste delle remiere e affinché si promulghi una legge nazionale a tutela della laguna e contro il moto ondoso. La Coppa degli Europei di calcio arriva in Veneto, verrà esposta nella loggia del Capitaniato di Vicenza dal 26 al 28 novembre.
Aria frizzante da notti magiche. Se a scrivere la storia sono le vittorie, allora il trionfo dell'11 luglio a Wembley è destinato a entrare nella leggenda della maglia azzurra. Quel giorno la nazionale italiana di calcio ha portato a casa la Coppa dell'Europeo, un simbolo iconico, un messaggio sportivo forte, un emblema della vita. Solo col sacrificio si tagliano i traguardi più agognati, solo con la perseveranza e il sudore i sogni si trasformano in realtà. Ecco cosa significa la Coppa di Euro 2020, che arriva in Veneto e da venerdì 26 a domenica 28 novembre verrà esposta nella loggia del Capitaniato di Vicenza. I tifosi, ma non solo i tifosi, gli appassionati, coloro che comunque hanno avuto modo di vivere quel mese straordinario tra metà giugno e metà luglio, arrivato al culmine con la conquista della Coppa Wembley, avranno la possibilità di farsi selfie, di visionare questa straordinaria, per certi versi inaspettata ma meritatissima Coppa. Sicuramente inviteremo personalità del calcio che sono state legate ai colori biancorossi e ai colori anche della nazionale, figure che verranno, amici anche di Paolo Rossi, a visitare questo momento nella loggia del Capitaniato, quindi in un luogo simbolo della nostra città, e quindi aspettiamo tutti i vicentini a visitare appunto questa bellissima Coppa che ha segnato un successo internazionale importante. L'iniziativa chiamata Azzurri d'Europa, promossa dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione col Comune di Vicenza, farà sì che la Coppa dell'Europeo arrivi nella città di Paolo Rossi e Roberto Baggio. Un ritorno a casa anche per la Coppa, opera di maestri artigiani di un'azienda vicentina, alzata al cielo dalla nazionale italiana. Adesso potrà essere goduta nella cornice suggestiva di Piazza dei Signori da tutti i tifosi, da tutti i cittadini e i turisti. Le notti magiche, in fondo, non tramontano mai. Ed è tutto per il TG del Veneto, grazie per l'attenzione. Come sempre vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in calo, tuttavia la domenica risulterà ancora asciutta. Vediamo il dettaglio dunque del 21 novembre. Sul Veneto nubi basse e nebbie estese, sulla pianura e anche in varie valli prealpine. Localmente potranno essere anche fitte. Nei settori montuosi ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo, minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese invece tra i 7 e i 10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo grigio e nuvoloso sulle aree pianeggianti, più sole invece altrove. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto e stabile con tanto sole dappertutto, qui solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime intorno ai 2-4 gradi, massime sui 12-13 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3.